Noi sappiamo che poche settimane fa il Governo, il Ministro del Lavoro Andrea Orlando, ha raggiunto tra parti sociali e Amazon un accordo che è stato definito storico e che rappresenta un impegno reciproco delle organizzazioni sindacali e delle multinazionali dell'e-commerce per costruire le condizioni per garantire alle lavoratrici e ai lavoratori del comparto della logistica tutele e garanzie di natura retributiva e contrattuale. Malgrado questo accordo sia stato raggiunto a livello nazionale, in questa regione Amazon continua ad avere comportamenti che io giudico poco corretti nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici e anche delle istituzioni territoriali. Da quando è stata presentata l'interrogazione c'è un fatto nuovo, Assessore, e che risale cioè al 14 ottobre, quando la società Amazon si è addirittura rifiutata di partecipare al tavolo convocato dall'assessore competente per discutere la questione che riguarda appunto le lavoratrici e i lavoratori della sede di Vigonza, che sembrerebbero essere nei fatti stati obbligati a trasferirsi nella sede di Vicenza. Questo atteggiamento, concordo con la posizione dell'assessore, ci rammarica perché riteniamo intollerabile che il colosso la multinazionale sia disponibile a discutere con noi quando dobbiamo programmare nuovi investimenti, quando dobbiamo definire nuovi insediamenti, ma sia molto più complicato contattare la multinazionale quando si parla dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Il comparto della logistica in questi anni si è sviluppato molto e si è sviluppato molto in questa regione. È anche vero che bisogna imparare a distinguere tra imprese che domandano lavoro, offrono lavoro, e imprese in grado di creare lavoro di qualità, imprese di garantire posti di lavoro stabili, imprese in grado di garantire le tutele e i diritti fondamentali delle lavoratrici e dei lavoratori. E in questo caso, in questa regione, Amazon non si sta comportando così. In particolare si avvale in maniera principale di lavoro somministrato e quindi risulta anche complicata l'interlocuzione con le imprese che hanno la titolarità dei contratti di lavoro e che non corrispondono ad Amazon, al punto tale che non siamo nelle condizioni di sapere oggi quanti sono i lavoratori che prestano lavoro somministrato presso gli stabilimenti. Ora, io credo avrà lei e la Giunta il nostro supporto nel pretendere dalle multinazionali del commercio e della logistica, ma anche dalle associazioni o dalle organizzazioni datoriali che offrono il lavoro somministrato, tutto il supporto che serve per ripristinare in questa regione un minimo di legalità nei rapporti di lavoro. Siamo all'inizio di una fase di ripresa importante, riteniamo fondamentale che la ripartenza sia accompagnata da un presidio fortissimo dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Quindi su questo tema e su altri con i colleghi continueremo a presidiare perché pensiamo sia davvero un elemento fondamentale che può segnare il tipo di sviluppo che vogliamo dare a questa regione.